Buongiorno, benvenuti al Focus TG, siamo in diretta in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Naturalmente succedono molte cose anche al di fuori del Veneto, come la crisi delle bollette. Abbiamo saputo nelle scorse ore che aumenterà ancora il prezzo dell'energia, il costo dell'energia per le famiglie. Si parla di un aumento medio per ogni famiglia di 1.300 euro all'anno. Sono notizie che stanno davvero spaventando anche i veneti. Ne parla anche un'associazione di categoria come Coldiretti, che dice attenzione, verrà tagliato dalle famiglie la spesa alimentare, quindi tutta la filiera che in Veneto è molto forte dell'agroalimentare potrebbe subire ripercussioni fortissime. Quindi cominciamo già con le brutte notizie. Settembre deve ancora finire, ma ottobre si presenta già abbastanza complicato. C'è la cronaca, come sempre, tante le notizie da tutto il territorio, con le nostre redazioni che stanno lavorando da questa mattina per farci arrivare le ultime novità della cronaca, con la quale partiremo fra pochissimo. La politica, perché non smette di far discutere quello che è stato visto come una tracollo, una caduta della Lega in Veneto con le elezioni politiche di domenica scorsa. Ci si interroga su cosa stia succedendo all'interno del partito, su cosa sia successo per far perdere tutti quei punti percentuali a un partito che invece in Veneto navigava in acque decisamente più calme solo fino a poco tempo fa. L'opposizione, quella che sarà l'opposizione, si interroga sul proprio futuro. Quindi tante le notizie di attualità politica, cronaca del Veneto. Cominciamo con la cronaca, parliamo del delitto padovano, del delitto in provincia di Padova. Mattia Caruso, un giovane, è stato ucciso per un paio di giorni, quasi 2 giorni. Si sono rincorse le più svariate ipotesi, adesso c'è un colpevole, almeno così sembra. Dopo 4 giorni è crollata ed ha ammesso tutto. Ad uccidere Mattia Caruso, il 30enne di Albignasego, è stata la fidanzata Valentina Boscaro, 31enne padovana, mamma di una bimba di 3 anni. Ha confessato davanti ai carabinieri e al pubblico ministero Roberto Piccione. Una svolta nel giallo dell'omicidio del giovane venditore di dolciumi. La ricostruzione che la ragazza aveva fornito agli inquirenti non aveva convinto fin da subito. 4 gli indizi mai rivelati dagli investigatori che hanno portato a sospettare di lei. Il primo, Mattia avrebbe sussurrato poco prima di accasciarsi esanime al suolo a dei passanti giunti per soccorrerlo: «È stata lei a colpirmi». Parole che hanno avuto un peso fin da subito e che gettavano una luce sinistra su Valentina Boscaro. Il secondo indizio è legato alla presenza di sangue solo nell'abitacolo della macchina, indice del fatto che l'uomo è stato pugnalato all'interno della vettura e non, come era stato ricostruito dalla ragazza, fuori dal locale Laghi di Sant'Antonio. Il terzo indizio riguarda l'arma del delitto, il coltello serramanico che Caruso teneva sempre nel vano portaoggetti della sua vettura. L'arma è stata ritrovata sporca del suo sangue nella tasca della vittima, con ancora le impronte digitali della donna. L'ultimo indizio, che ha fatto propendere per la colpevolezza della fidanzata, è che nel parcheggio davanti al locale dove i due avevano passato la serata non c'erano tracce di lotta o di sangue. Messa davanti alle evidenze, la Boscaro ha prima negato per poi crollare, raccontando che Mattia quella sera aveva bevuto ed assunto droghe. Avevano litigato all'interno del locale e avevano continuato in macchina. Lui era geloso e l'aveva strattonata. Lei si è ricordata del coltello che lui teneva sempre in macchina e l'ha usato mentre lui era alla guida. «Non pensavo andasse a finire così», avrebbe dichiarato la ragazza, che ora è agli arresti domiciliari. C'è da capire esattamente che cosa sia successo, ma gli inquirenti stanno anche cercando di ricostruire almeno le ultime fasi di questo rapporto che sembrava essere molto travagliato. Vediamo il servizio. Su Facebook si presentava come una ragazza acqua e sapone. Alcuni selfie la immortalano con un cappellino e lo sguardo di traverso. Valentina Boscaro, 31 anni, padovana, è la donna che ha ucciso con un fendente al cuore Mattia Caruso, quello che da 2 anni, nonostante gli alti e bassi, era il suo compagno.
I due si conoscevano già da anni quando lei stava insieme al cugino di lui. Dopo molto tempo si sono incontrati di nuovo e si sono piaciuti. Erano due teste calde, dicono gli amici. La loro era una relazione turbolenta, fatta di litigi furiosi che portavano a rotture e dispetti. Poi però facevano la pace e tutto ricominciava fino all'ultimo litigio, quello davanti ai laghi Sant'Antonio, in macchina, dove lei ha colpito mortalmente Mattia con uno dei coltelli che il trentenne collezionava. Tra le cause principali di questi litigi, la gelosia di lei che la faceva andare in escandescenza. I genitori di Caruso, forse per questo, non gradivano quella relazione. Prima di incontrare Mattia, un'altra relazione importante da cui è nata una bimba di 3 anni, la rottura con il compagno che ora vive a Roma con la piccola. Lei da qualche anno viveva a Montà e lavorava in un banco d'abbigliamento al mercato, come Mattia, con cui stava progettando di vivere insieme, fino al tragico epilogo di domenica notte. Naturalmente questa vicenda è ancora in via di definizione, come dicevamo, è una notizia in corso di aggiornamento. La nostra redazione padovana se ne sta occupando, se arriveranno novità ve le daremo in diretta qui al Focus TG. Adesso con la cronaca ci spostiamo a Treviso, dove c'è stato l'ennesimo incidente stradale dall'esito mortale di questo 2022 davvero drammatico. Ennesimo incidente mortale ieri sera sulle strade della Marca. Uno schianto tra 2 auto è avvenuto intorno alle 22 in Viale della Repubblica, all'incrocio con Via del Legname. Il bilancio è di un morto e di un ferito. A perdere la vita sul colpo per il forte impatto Christopher Okodua, un 43enne di origini nigeriane residente a Villorba. Ferito il conducente dell'altra auto coinvolta, un 53enne di Maserata sul Piave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il soccorso medico del SUEM, che non hanno potuto che constatare il decesso del 43enne. L'uomo lascia la moglie di 38 anni e 3 figli di 1, 8 e 10 anni. La strada è rimasta chiusa per 3 ore fino a tarda notte. Gli agenti dell'ufficio infortunistica della polizia locale sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro e ordinati gli esami tossicologici per entrambi i conducenti. Adesso ci spostiamo a Vicenza e parliamo comunque di sicurezza, di cronaca, perché il Comune ha deciso di procrastinare, di allungare l'orario di lavoro della polizia locale proprio per una questione di controllo del territorio. Le pattuglie rimarranno fuori fino a notte fonda. I quartieri chiedono controlli e sicurezza e l'amministrazione di Vicenza risponde. Dal 3 ottobre, infatti, il venerdì e il sabato, la Polizia Municipale sarà in servizio con 16 agenti fino alle 3 del mattino per un'estensione del cosiddetto terzo turno che andrà dalle 21:10 alle 3 appunto, senza inserire una nuova fascia per tenere sotto controllo l'organizzazione interna. Per garantire la presenza della Polizia locale in città, perché è quello che ci chiedono i cittadini. Ci rendiamo conto che è uno sforzo che chiediamo importante ai vigili, rispetto ai quali naturalmente stiamo lavorando anche per un impletamento del corpo, dell'organico della polizia locale, e su questo lavoreremo anche nei prossimi mesi per assumere nuovi aliquote di vigili urbani, e quindi lavoreremo in questa direzione. Allo stesso tempo però c'è necessità di dare una risposta alla cittadinanza che ce lo chiede. Ecco dunque che emerge anche la volontà dell'amministrazione Rucco di aprire concorsi e assumere nuovo personale per la Polizia Municipale, per accontentare i cittadini che chiedono di vedere divise in strada anche nelle ore più delicate, quelle notturne. Sicuramente va data in città e nelle aree più attenzionate. Non ci sostituiamo, sia chiaro, alle forze dell'ordine, ma vuole essere un accompagnamento, un supporto alle forze dell'ordine. Un esempio pratico: se avviene un incidente stradale, la polizia locale ha la competenza per intervenire e gestire rilievi e traffico e per deviare eventualmente il percorso delle macchine, per evitare code e rallentamenti, ma la presenza notturna dei vigili permette alle altre forze di polizia di rimanere libere di intervenire dove è più necessario, garantire l'ordine pubblico e occuparsi di reati più gravi. Proprio per questo motivo ci siamo informati, abbiamo chiesto ai vicentini che cosa pensano di questa situazione, di questo assetto della sicurezza in città. Sentite cosa ci hanno detto. Sicurezza al centro, questo è l'obiettivo dell'estensione dell'orario notturno della polizia locale nei fine settimana dall'1 di notte alle 3 del mattino, abbracciato favorevolmente dai cittadini. Quando c'è più sicurezza serve sempre, a mio parere, anche non vorrei che davvero cominciassero a spegnere le luci o cose in vista dei problemi energetici, quindi
forse è una buona cosa, insomma, alla fin fine. Un po' di deterrente lo fa. Che è una cosa buona, una vigilanza è sempre ben accetta, diciamo. In quale aree secondo lei? Ma magari i problemi sono a macchie di leopardo, quindi è bene, diciamo, se possibile, garantire una vigilanza all'intera città, insomma. Questo farebbe molto piacere a tutti i cittadini di Vicenza. Direi che è necessario, perché succede sempre di tutto qua. Nei fine settimana? Sì. Dal centro, senza trascurare i quartieri e le periferie, saranno attenzionate anche le aree calde a partire dal Quadrilatero, Campomarzo, Viale Milano, Viale Torino, Piazzale Bologna. Fino alle 3 va bene. Perché secondo lei? È una sicurezza per le persone. Quindi ben venga. Beh, sì. Campomarzo, zona lì della stazione. Si parlava che col marito la zona lì della stazione è la zona peggiore, penso. E dopo via Napoli, la zona lì di Viale Milano, una volta era una zona residenziale, adesso invece... Io direi in tutte le periferie, però in particolare loro lo sanno, perché penso che lo sanno benissimo dove ci sono i maggior rischi, e quindi sarebbero lì da fare anche controllo non solo di notte ma anche di giorni. Un tema di cui ci occupiamo quasi quotidianamente con il nostro TG Vicenza, naturalmente quello della sicurezza in città. Adesso però facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo nella pagina della cronaca e allora andiamo a vedere un altro incidente di cui ci arriva notizia dalla nostra redazione padovana. È avvenuto lungo la strada del Santo, le immagini sono piuttosto spettacolari. È avvenuto alle 8 questa mattina lungo la strada del Santo, dicevamo a Cadonega. Una Fiat 500 ha perso aderenza sull'asfalto ed è finita rovesciata. La conducente è rimasta ferita sul posto. I vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto insieme al personale sanitario del SUEM 118 hanno soccorso la donna, che è stata stabilizzata e portata in ospedale. È intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi di rito. Naturalmente sulle condizioni della persona che era alla guida di questa vettura avremo più notizie poi nel corso della nostra informazione. Un altro incidente altrettanto spettacolare è avvenuto a Torri di Quartesolo. Chiediamo alla regia di farvi vedere queste immagini che ci sono arrivate dai vigili del fuoco. Vediamo se abbiamo anche qualche informazione. È successo questa notte alle 2 in via Camisana a Torri di Quartesolo. Un'auto è finita nel prato di una villa dopo aver abbattuto e distrutto, come potete vedere, il muro di recinzione. È rimasta ferita una giovane donna. Sul posto i vigili del fuoco da Vicenza, che hanno messo in sicurezza la Volkswagen Polo ed estratto in collaborazione con il SUEM la 26enne, che è stata stabilizzata e trasferita in ospedale. I carabinieri per i rilievi di rito se ne sta occupando la nostra redazione di Vicenza. Stasera tutto il resto nel TG Vicenza. Allora, siamo in attesa di notizie riguardanti un'operazione antidroga nel Trevigiano, ma la vediamo poi. Torniamo a Padova perché non sarà cronaca nera, però insomma è cronaca di degrado anche questo. Guardate cosa è successo in provincia. Non sono pienamente riconoscibili, complice l'ora notturna e la distanza della telecamera, ma un'indicazione arriva chiara dalle immagini riprese in un'isola ecologica di Cadoneghe. Si vedono due uomini che, aiutati da un carrello del supermercato, scaricano e abbandonano un divano. A postare il video sui social ci ha pensato il sindaco Marco Schiesaro, che lancia un appello ai suoi concittadini. La polizia locale procederà a visionare le telecamere e ad assumere informazioni. Purtroppo le due persone sono andate a piedi. Per questa ragione chiedo ai concittadini che riconoscano questi signori di scrivermi oppure di recarsi al comando. Il sindaco ricorda inoltre che gli ingombranti vanno depositati presso la discarica oppure si deve contattare il numero verde di Etra per il ritiro. Degrado e maleducazione e atti vandalici anche a Castelfranco, dove un parco preso di mira dai soliti ignoti resterà chiuso fino a data da destinarsi.
2 giorni fa abbiamo trovato uno dei soliti episodi di non saprei nemmeno come definirlo, ci hanno rovesciato delle sedie, hanno svuotato il cestino delle immondizie per terra, abbiamo una giostra con palline che sono state buttate in giro, cose se vogliamo anche piccole, marginali, però ripetendosi nel tempo ti portano via la voglia di fare, quindi abbiamo deciso per qualche giorno di tenere chiuso il parco come indicazione. Una decisione sofferta ma che mira a sensibilizzare le persone al rispetto dei luoghi pubblici. Luoghi di scambio e di gioco come questo parco sono infatti pensati e strutturati in modo che ogni persona possa trovare il suo spazio. Chiuderlo significa dare un segnale forte a chi decide deliberatamente di deturparlo. Questa volta il fatto si è verificato durante l'orario di apertura. In altre occasioni noi abbiamo trovato immondizie eccetera di persone che erano venute nel corso durante la notte, scavalcando le recinzioni, qui a mangiare pizza e a bere, ma questo episodio è successo durante l'orario di apertura, in un momento in cui in struttura non c'erano sorveglianti tra virgolette, e quindi questo ci ha lasciato veramente l'amaro in bocca. Episodi di questo genere, dice il volontario, sono già accaduti in passato con una certa frequenza. Ora è il momento di dire basta. Giustamente arriva il momento in cui non te la senti più. Non sono mai successi grossi episodi, a parte, mi viene anche da ridere, a parte il pallone di una giostra che ne abbiamo cambiati 15 e la ditta che produce questa giostra ci ha detto che ne abbiamo rotti più noi che tutte le altre giostre analoghe in Italia sommate, e questo forse vuol dire qualcosa dei giovani di Castelfranco, voglio pensare, però non so. Il rammarico c'è perché, ci tiene a ricordare Silvio, le giostre presenti nel parco sono state tutte pensate per essere fruibili dai ragazzi diversamente abili, giostre inclusive che sono state acquistate grazie a raccolte fondi e donazioni. Un parco molto amato dalle persone che lo frequentano, tanto che sono state loro a sostenerne la chiusura. Deve passare il messaggio che il parco è destinato a tutti e deve essere gestito come fosse casa tua. Per un atto vandalico, un vandalismo, un'azione scriteriata, c'è anche una buona azione che è stata premiata. Vediamo. È stata una nottata molto lunga, perché l'abbiamo riportato verso la nostra auto 8 volte. Alla nona non l'abbiamo più visto, sono andato a vedere e ho visto che era sull'argine del canale e lì si è gettato. Quindi lo ha salvato proprio fisicamente? Fisicamente, tirato fuori fisicamente proprio. Quindi si è buttato anche lei? Sì, per forza. All'interno del canale, dentro. Ritorna con la mente a quella notte del 2013 il sovrintendente Giuseppe Gallina, quando a Nervesa della Battaglia salvò la vita a un automobilista disperato e in preda ai fumi dell'alcol. La repressione che va di pari passo con l'umanità, per questo nel giorno di San Michele è stato premiato da questore prefetto con la medaglia di bronzo al valor civile, con lui familiari che hanno condiviso una vita sempre in prima linea. Da una parte è un orgoglio, è una parte un impegno grande. Non ci sono orari di rientro in casa, quindi non si sa, se va bene e si ha sempre l'angoscia che arrivi sano e salvo insomma a casa. Il questore poi al Museo di Santa Caterina ha salutato i poliziotti andati in pensione nel 2021 e 2022, consegnando loro le medaglie di commiato e ringraziandoli per una vita dedicata al corpo, ma la divisa spesso resta addosso. Sono sempre stato in contatto con tutti i miei colleghi, qualche volta si fa anche qualche cena e quindi ci ritroviamo, insomma. Si è poliziotti sempre? Si è sempre poliziotti. Rimaniamo nel tema, se non della cronaca, dicevamo, ma almeno della sicurezza, di quelli che sono i rischi legati al degrado, ma ci spostiamo a Venezia, a Mestre, vediamo. L'Italia in particolare sta andando male sotto il profilo del decoro della sicurezza. Le città soprattutto sono state dopo la pandemia aggredite da sbandati di ogni genere. Gente che probabilmente in qualche caso non ha niente da fare, non abbiamo incentivato il lavoro e di conseguenza siamo trovati con la droga. C'è droga dappertutto, vale per Mestre, vale per le varie città italiane, c'è lo spopolamento delle città, dei centri storici, in tutte le città, e su Mestre abbiamo fatto un lavoro enorme in questi anni.
io personalmente ho fatto i posti di blocco, continueremo a farlo, però non c'è dubbio che noi abbiamo delle aree, per esempio quella di Via Piave, l'area della stazione, che ancora non siamo riusciti a risolvere i problemi. Al termine della cerimonia dell'alzabandiera per le celebrazioni di San Michele Arcangelo, patrono della città, in piazza Ferretto a Mestre, il sindaco Brugnaro ha affrontato il tema della sicurezza, dicendo che molto è stato fatto ma che ancora non è sufficiente. Per questo lancia un appello al nuovo governo. Chiederemo aiuto a questo nuovo governo, che credo sia sensibile a queste cose, con più uomini ma anche e soprattutto con qualche modifica legislativa su questa, soprattutto sui reati minimi, quelli minori, che uno dice così ma che sono reati che danno fastidio, gente che fa la pipì davanti ai muri delle case, quello che si ubriaca, quell'altro che imbratta le statue, i monumenti o i muri. Cioè, queste robe qua devono essere perseguite, anche con un giorno di cella. L'ho già detto, poteri penali e giudici di pace fino a 10 giorni. Io non mollo su questo, perché è inutile che continuiamo ad arrestare la gente. Io arresto alcune persone, le ho arrestate anche 18-19 volte, ma immediatamente vengono scarcerate e te le ritrovi per la strada. Per cui sono provvedimenti che riguardano il governo, riguardano il Parlamento, devono essere fatte delle modifiche minime che non costano niente. Per cui da Mestre, da Venezia, noi insisteremo su questo tema. Il sindaco ha anche anticipato che a Natale le luci ci saranno, anche se con orari ridotti rispetto al passato. Non vogliamo assolutamente che arrivi l'idea dell'oscurantismo, l'idea della paura. Ecco, rilanciamo facendo efficientamenti da altre parti, ma il commercio, il decoro, la vita pubblica della gente deve essere assolutamente mantenuta. Ne va del rilancio anche dei commercianti, del commercio, ma anche proprio la voglia di fare una passeggiata in centro. Chiudiamo per un attimo questa pagina, poi ci torneremo se dovessero arrivare notizie di cronaca o di degrado come quelle che abbiamo visto finora. Cambiamo anche decisamente argomento, ci spostiamo fra il Trevigiano e l'Ucraina, dove è morta Mariana, l'infermiera di Villorba, che era andata ad aiutare, a dare una mano ai suoi concittadini. Mi diceva che stava lì per liberare l'Ucraina dall'invasione russa, che voleva aiutare gli ammalati, i feriti. Era in un ospedale da campo. Davanti alla tragedia del suo popolo, Marianna Triasco ha lasciato tutto, il marito Edgardo e i 2 figli di 10 e 14 anni, troppo forte il richiamo della sua terra martoriata dalle bombe russe. È aprile quando la 37enne infermiera decide di rientrare nel paese, lasciando l'abitazione nella quale risiedeva da una decina d'anni a pochi passi dalla chiesa di Villorba. Mariana intraprende così il percorso inverso rispetto a quello di altre giovani madri in fuga con i loro figlioletti. Lei aveva cercato di dissuaderla in aprile? Certamente, però siccome già da giovane aveva partecipato come attivista alla rivoluzione arancio di Yulia Timoshenko, comunque era già predisposta a difendere la propria patria. La morte pochi giorni fa al fronte, a una ventina di chilometri dalla centrale nucleare di Zaporizia. A ucciderla un colpo a tradimento. Stava assistendo dei soldati feriti ed è stato colpito da un drone. Da un drone russo? Esatto. E lei come ha avuto questa notizia? Dalla sorella, che è stata contattata dall'autorità locale. Nell'ultimo periodo le comunicazioni con la moglie erano sempre più difficili, racconta Edgardo. Fin quando stava verso la parte occidentale ci sentavamo tutti i giorni. Poi nel Donbass più o meno ogni 3-4 giorni, per pochi secondi, perché c'erano molti bombardamenti. E ai figli che cosa diceva? Che vuole bene, le solite cose, è tutto qui. I funerali si sono tenuti nella città natale di Trostianets. Il feretro, avvolto nella bandiera ucraina, è stato accompagnato da un lungo corteo, come raccontano anche le televisioni del paese. Io non sono potuto andare, sono stati funerali di Stato, partecipato tutto il paese, più le autorità, più i militari. Cosa ha detto ai suoi figli? La verità, che dovevo dire. Come hanno reagito? Insomma, ci dobbiamo riprendere. Lei cosa pensa di tutto questo? È orgoglioso di quello che ha fatto? È più arrabbiato? Allora, io ho tutto orgoglio, rabbia e spero che la guerra finisca presto, in modo che non ci sono altri morti. Torneremo a parlare di questo argomento dopo la pubblicità, perché ora facciamo una brevissima pausa. State con noi, torniamo fra poco.
Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto prima della pubblicità il servizio riguardante i funerali dopo la morte di Marianna, l'infermiera che viveva a Villorba, che era tornata in Ucraina per aiutare la sua gente, è stata uccisa da un drone, dice il compagno, dice il marito. E ne abbiamo parlato anche con l'amministrazione comunale di Villorba. Marianna era una persona molto discreta, come lo era il marito e come tutta la famiglia. Un encomio va al marito perché ha preparato i 2 figli a questa drammatica realtà che è avvenuta in questi giorni. Si metterà in contatto nelle prossime ore con i familiari di Marianna il sindaco di Villorba, Francesco Soligo. La morte della donna, impegnata al fronte per difendere il proprio paese, è la dimostrazione di quanto il conflitto in Ucraina riguardi tutti. Vorrei citare una frase che ho letto nei giornali del Santo Padre, dove che non dobbiamo far finta che sia un film di cowboy tra buoni e cattivi. Questo ci deve far riflettere tutti, e un grosso grido deve partire da tutti a stop alla guerra. E noi questo messaggio sotto forma di striscione l'abbiamo messo subito dopo il primo giorno di guerra e spero di toglierlo quanto prima. Da una parte lo striscione, dall'altro la solidarietà concreta. Il comune si dice disponibile ad attivare anche il supporto psicologico per i 2 figli di Marianna. Abbiamo dato la nostra disponibilità per tutti i supporti che possono aver bisogno sia i figli che il marito. Ho già ricevuto delle telefonate che sono pronti ad aiutare. Privati, parrocchie, associazioni di volontariato. C'è la volontà di fare rete, c'è la volontà di fare comunità soprattutto. Della pace, della guerra in Ucraina ha parlato anche il patriarca di Venezia. Sentite cosa ha detto. Non ha tentennamenti il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, nel richiamare le istituzioni alle loro responsabilità nel promuovere sempre politiche di pace. Stiamo ragionando con qualcosa che pensavamo non appartenesse più ai nostri orizzonti socio-culturali, geopolitici, e questo ci stimola soprattutto a capire che la pace deve essere costruendo delle istituzioni di pace anche a livello mondiale. L'ONU è chiaramente in crisi, i trattati vengono firmati a secondo degli interessi delle varie nazioni, parlo anche quelli riguardo la non proliferazione delle armi, il commercio delle armi. E questo ci deve fare riflettere, perché le marce per la pace sono importanti, sono dei segnali, sono dei messaggi, però poi la politica deve anche trovare delle strade concrete anche per avere gli strumenti in modo tale che chi non ragiona in termini di pace però capisca che comunque sia a convenienza a non scaturire, a non creare, a non far sorgere conflitti. Cambiamo ancora argomento, voltiamo pagina. Abbiamo detto in apertura di telegiornale che le associazioni di categoria del mondo agricolo hanno lanciato un allarme perché con l'esplosione dei costi dell'energia, che lo ricordiamo potrebbe portare fino a 1.300-1.400 euro in più per ogni famiglia nel corso dell'anno che sta arrivando, la gente pare dalle prime ipotesi che le persone siano decise a tagliare proprio sulla spesa alimentare. Crack a tavola, dice Coldiretti, 575 miliardi e più low cost, aziende in ginocchio. C'è una manifestazione in corso questa mattina a Milano proprio perché con la riduzione del potere d'acquisto delle famiglie, con le bollette da capogiro che stanno già arrivando nelle case e pare che saranno ancora più incisive a partire dal mese prossimo, le famiglie hanno scelto di tagliare sulla spesa, e in Veneto, dove la filiera agroalimentare è importantissima e dove il contatto diretto fra la popolazione e la produzione agricola è ancora più forte che in altre parti d'Italia, questo potrebbe essere veramente devastante. Stanno arrivando le prime dichiarazioni dalla manifestazione milanese di Coldiretti, sentiamo un paio di testimonianze. Per chiedere aiuti al
comparto agricolo, che è il settore strategico per il nostro paese. Gli agricoltori vogliono continuare a produrre ma non possono farlo in perdita e stanno pagando a caro prezzo sulle loro aziende tutti quegli aumenti che anche sulle nostre famiglie stanno ricadendo. Da oggi partono 3 giorni per far conoscere al cittadino consumatore la grande bellezza della campagna italiana, i prodotti che però sono fortemente messi a rischio dalla crisi energetica. Vogliamo far conoscere ai cittadini italiani, ai cittadini di Milano e soprattutto anche ai bambini quello che è il bello dell'agricoltura italiana, tutti i prodotti che sono davvero a rischio perché appunto questa crisi energetica sta mettendo a dura prova l'esistenza delle nostre stesse aziende agricole, aziende anche storiche che in questo momento sono in grosse difficoltà. Ho 27 anni, conduco assieme alla mia famiglia un'azienda agricola in provincia di Verona. Oggi sono qui per protestare assieme a tanti altri giovani di Coldiretti in quanto la situazione è diventata insostenibile. I costi sono troppo alti e non riusciamo più a gestire la nostra attività. Ne avevamo parlato anche con gli allevatori, con chi per esempio gestisce le malghe dell'altopiano dei 7 comuni e non solo. Ci avevano detto che il ritorno in pianura, il ritorno nelle stalle di ottobre-settembre sarebbe stato devastante. Con le notizie che arrivano proprio in queste ore pare che la situazione sarà davvero drammatica e il rischio è quello di perdere dei pezzi molto importanti di questo comparto che lo sappiamo se è detto primario, un motivo c'è in Veneto, è ancora più vera questa situazione. Andiamo avanti con il caro bollette, il grido di imprenditori e cittadini a Vicenza, si intervenga immediatamente. Il futuro lo vedo molto incerto e spaventa tanto per le persone giovani, e spaventa per tutti, ma anche per chi ha il desiderio comunque di crearsi un futuro, fare una famiglia, ma si chiede anche semplicemente come potrà mettere al mondo un figlio se comunque le condizioni sono queste. Difficile immaginare il futuro per tanti degli imprenditori, cittadini, commercianti che si sono riuniti in Piazza dei Signori a Vicenza per il secondo mercoledì di seguito per protestare contro il caro bollette e chiedere interventi urgenti. Tante le storie e le preoccupazioni. Io ho l'attività, io le bollette le pago mensilmente perché ho parecchi kilowatt, in media pagavo sui 570, l'anno scorso ho pagato 570 in luglio di quest'anno ho pagato 2.400 euro, cioè sono tante e sto aspettando quella di agosto. E siamo avanti sempre di più a occhi chiusi, non sai il futuro che ti aspetta perché stai vivendo nel terrore. Ho aperto un altro punto vendita nel paese vicino, dove sarei l'unico macellaio tra l'altro. Devo dire che è partita anche abbastanza bene, ho aperto a giugno fino a quando è arrivata la bolletta che supera il fatturato e la prossima non la potrò pagare, quindi me lo farò dire dai nostri politici come le pagherò, magari me lo dicono loro, lo farò, però so già che la prossima non potrò pagarla e so già che sarà superiore all'altra. Un grido collettivo, fare qualcosa subito, a rischio attività, lavoro e di conseguenza la tenuta sociale del paese. Ci siamo trovati ad avere una bolletta che partiva inizialmente mediamente sui 25.000 euro e ad oggi, se noi produciamo a ritmo normale, ci aspettiamo una bolletta di 150.000 euro, che diventa una bolletta impagabile. Per il momento ce la facciamo, noi abbiamo fatto il conto un altro paio di mesi e poi dobbiamo mettere per forza mano al personale. Abbiamo 15 dipendenti e collaboratori più che dipendenti perché sono quasi come fratelli, ma purtroppo alternative non ne abbiamo. E intanto avanza l'ipotesi di continuare con le manifestazioni. C'è la volontà come comitato di coinvolgere anche le province vicine a noi ed è appunto in programma, adesso abbiamo alcuni contatti, vediamo se per la prossima settimana già riusciremo a mettere in piedi una manifestazione, comunque se non fosse la prossima settimana sarà nel più breve tempo possibile. Problemi simili arrivano anche per le cosiddette aziende energivore, ma a Murano, nell'area delle vetrerie, c'è qualcuno che sta cercando di risollevarsi. A Murano, nonostante il momento indubbiamente difficile, non ci sono solo storie tristi di fornaci che chiudono e spengono i forni. C'è anche una parte importante che prova a resistere. Lo dimostra il video del consorzio Promovetro Murano, con protagonisti di 13 maestri, tra cui molti giovani, ripresi al lavoro in fornace o nei loro laboratori.
Ognuno pronuncia poche parole, tra cui spiccano storia, arte, tecnica, tradizione, passione, colore, talento, creatività ed esperienza. Insomma, Murano continua a produrre bellezza, nonostante i rincari esorbitanti dei prezzi dell'energia. Questo video, che rientra nel progetto Discovery Murano Glass, ha appunto quest'idea, questo presupposto di dimostrare che Murano non si arrende. Murano vuole andare avanti, Murano vuole avere un futuro, ha un glorioso passato, ha un difficile presente, ma vuole avere un futuro, e questo lo dimostriamo anche attraverso i volti che compaiono nel video, che sono volti anche di persone anche giovani che rappresentano il futuro dell'isola di Murano. L'obiettivo del breve filmato, lanciato al termine delle 2 settimane di Italian Glass Week, è realizzato nell'ambito del progetto Discovery Murano Glass e continua a mantenere viva l'attenzione sulla produzione vetraria muranese messa a dura prova da questi ultimi mesi dai rincari del gas. C'è anche chi tiene aperta e prosegue a tener viva, nonostante tutto, l'arte e la tradizione millenaria. Io sono storia. Io sono arte. Io sono precisione. Io sono tecnica. Io sono tradizione. Io sono passione. Io sono artigianato. Io sono colore. Io sono incanto. Io sono talento. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Continuiamo a parlare delle ricadute drammatiche dell'esplosione dei costi delle bollette, dell'energia, ma anche delle materie prime. Non solo famiglie in difficoltà, non solo aziende in crisi. Ricordiamo che c'è una manifestazione in corso da parte dei Coldiretti, degli agricoltori, proprio in questi momenti a Milano. Problemi anche per le amministrazioni pubbliche. Certi interventi che avevamo già programmato abbiamo dovuto rinviarli, non a date, però rinviarli di qualche mese proprio per questa impennata dell'aumento dei prezzi e anche per la non facile reperibilità delle materie prime. I rincari delle materie prime stanno bloccando l'avvio di alcuni cantieri anche a Treviso, una scelta obbligata nata dalla necessità di portare a termine i lavori già iniziati per non bloccarli. Le opere in essere dopo il decreto del governo con le modalità di revisione dei prezzi stanno procedendo senza ritardi. Discorso diverso per i progetti che dovevano prendere avvio quest'anno. La sostituzione di Ponte Ottavi con un ponte nuovo, abbiamo già il progetto esecutivo pronto. Ritarderemo non di molto, ma ritarderemo l'inizio dell'opera. Il cantiere di Ponte Ottavi da 1.600.000 euro prenderà il via nel 2023, quando inizierà anche l'intervento di impermeabilizzazione del sottopasso di via Sarpi, 900.000 euro il costo. Durante la progettazione definitiva delle opere è necessario che l'importo per la loro realizzazione sia già stanziato, ma alla luce degli aumenti per attutirne l'impatto, Casugana si è trovata costretta a spostare parte di questi fondi nei cantieri già in essere per evitarne il fermo. Gli interventi di Ponte Ottavi e via Sarpi sono stati dunque momentaneamente sacrificati con l'avvio dei lavori slittati, ma solo di pochi mesi, assicura l'assessore Zampese. Dobbiamo rimpinguare, come si dice, le casse e abbiamo già comunque una buona fetta d'importo e poi quando avremo la sicurezza di farlo e farlo bene come vuole il progetto che abbiamo fatto, lo faremo. Emblematica in questo quadro la situazione del cantiere alla scuola Don Milani, interessata dall'ampliamento di palestra e mensa. Nel progetto iniziale l'edificio che ospitava le classi doveva essere ristrutturato, ma verifiche tecniche hanno fatto emergere problematiche per cui si è deciso di procedere con la demolizione dello stabile. Un intervento complesso che, complici i rincari delle materie prime, ha portato il costo totale a 2,5 milioni di euro in più rispetto alla spesa iniziale. Adesso passiamo dai servizi a un collegamento in diretta per parlare comunque ancora di questo problema, il problema delle bollette, il problema del costo dell'energia. Andiamo a Padova dove c'è Federico Fusetti che ci aggiorna su una situazione piuttosto particolare. Buongiorno Federico.
Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo nella zona delle case popolari dell'Arcella con il consigliere comunale della Lega Eleonora Mosco, buongiorno, e con un gruppo di residenti per un'iniziativa pratica, concreta, che va anche al di là della politica e che serve per dare un segnale tangibile a chi in questo momento è in difficoltà. Si parla tanto di caro bollette, voi cosa avete deciso di fare? Noi abbiamo deciso di dare un piccolo gesto ma tangibile, la consegna di questi sacchetti della spesa a domicilio presso le famiglie dell'Arcella che oggi insieme a tante altre hanno chiesto aiuto. La domanda che viene fatta più spesso oggi anche a noi consiglieri comunali è: o pago le bollette o pago il pranzo, che cosa faccio? Penso che ognuno di noi debba fare la sua parte, ancor prima chi rappresenta le istituzioni, e quindi anche in questo senso il nostro è un gesto simbolico per spronare e smuovere anche le coscienze degli amministratori locali cittadini che oggi sono in maggioranza a partire dal sindaco, perché possa intervenire concretamente e immediatamente a dare un aiuto immediato. È troppo tardi oggi, bisognava farlo prima. Oggi corriamo ai ripari e l'amministrazione intervenga subito. Che cosa c'è in questi sacchetti? Ci sono prodotti alimentari a lunga conservazione, quindi dal latte, la pasta, il riso, le scatolette di tonno e biscotti, tutti beni di prima necessità che consentono di andare avanti almeno qualche giorno a queste famiglie che non chiedono tanto, chiedono solo dignità e poter vivere in una situazione di normalità. Oggi noi, prima di consegnare questi prodotti alimentari, vogliamo donare un sorriso, dell'ascolto e un po' di conforto, con poche parole e tanto affetto. Chiedete anche qualcosa di concreto e ufficiale all'amministrazione comunale? Sì, ai tanti fatti e le tante chiacchiere che sentiamo da questa giunta abbiamo preferito i fatti come quello che vi ho appena descritto, e anche il fatto, l'atto amministrativo con cui si impegna l'amministrazione ad adottare dei provvedimenti. 3 richieste facciamo. Il primo è il potenziamento dei buoni spesa alle famiglie che possono dare un sollievo nell'acquisto appunto della spesa. La seconda è il rinvio delle scadenze fiscali dei tributi comunali, quindi della tassa di asporto rifiuti, e la OSAP, il plateatico per i bar e ristoranti. Oggi la Tari scade il 10 di ottobre, la OSAP il 10 di dicembre la Tari e il 31 di ottobre invece la OSAP. E da ultimo la creazione di un fondo comunale, perché i soldi ci sono, per poter da mettere a disposizione tutte quelle famiglie e imprese che chiedono la possibilità di avere anche uno sconto in bolletta. Poche azioni ma significative. Ferdinando, se hai qualche domanda? Federico, intanto molto interessante questa serie di questo pacchetto di proposte e richieste, però volevamo capire, Federico, soprattutto da te, in questo momento particolare in cui sono arrivate le notizie del probabile, quasi certo, aumento ulteriore delle bollette. Si parla, e sono le prime ipotesi, di 1.300-1.400 euro in più a famiglia per l'energia l'anno prossimo. Che aria tira a Padova? Padova, sappiamo, è una città sempre molto viva come risposta anche ai problemi che arrivano per la popolazione. Che aria c'è da quelle parti oggi? Ma sicuramente è un'area un po' mesta da un certo punto di vista. È una notizia quella degli aumenti delle bollette dell'energia che arriveranno da ottobre, aumenti anche forti che sicuramente a Padova avrà una ripercussione pratica, concreta, non solo tra i residenti ma anche tra i commercianti, perché ci sarà veramente chi con questo ulteriore salto di qualità andrà in difficoltà totale. Sì, gli esercenti e i ristoratori sono ovviamente preoccupati perché l'unica soluzione che si trovano davanti purtroppo è a dover chiudere, perché sono persone che vanno a lavorare la mattina sapendo di lavorare in perdita o che rientrano a casa dopo 12 ore di lavoro sapendo che hanno incassato meno di quello che hanno speso. Quindi ecco perché io dico che l'amministrazione non deve solo essere un orecchio attento ai bisogni della sua comunità, ma anche un braccio operativo, oggi più che mai. Ringraziamo Federico Fusetti, ringraziamo i suoi ospiti per questo collegamento. Federico, se ci saranno novità non esitate a contattarci, le daremo in diretta qui nel nostro telegiornale. Grazie, buon lavoro, buona giornata.
Grazie a voi e grazie ai residenti naturalmente. Noi torniamo in studio, chiudiamo anche questa parentesi, questo capitolo dedicato all'esplosione dei costi delle bollette, dell'energia, del gas, delle materie prime, che coinvolge non solo, abbiamo sentito, i residenti, ma anche le attività produttive e pure le amministrazioni. Una situazione davvero complicatissima. C'è chi dice a livello nazionale la politica si sta un po' agitando, c'è chi dice non si può aspettare un nuovo governo per correre ai ripari, bisogna fare qualcosa subito. Ovviamente per il nuovo governo ci vorrà qualche giorno e bisogna invece intervenire subito. C'è da capire come eventualmente intervenire in tempi rapidi se la politica sta ancora cercando di costruire un nuovo governo, appunto per il prossimo ottobre-novembre. Si spera di vedere qualcosa molto presto. Adesso, prima di andare avanti con il telegiornale, torniamo alla cronaca, perché ci arriva una notizia dalla redazione di Padova, perché la Guardia di Finanza padovana, mentre svolgeva dei controlli per monitorare il commercio del pellet di provenienza straniera, in un'azienda agricola dell'Alta Padovana ha rinvenuto diverse munizioni calibro 36. Dopo un'approfondita ispezione è stato trovato anche un fucile da caccia con matricola a brasa, oltre a 500 munizioni di vario calibro. Il titolare dell'azienda agricola non è stato in grado di eseguire un porto d'armi ed è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica. Anche qui avremo qualche informazione in più nell'immediato o per il TG di questa sera. A Treviso invece, aspettavamo questa notizia, c'era stata data proprio al volo prima dell'inizio del TG, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente dai carabinieri della compagnia trevigiana, che ieri sera stavano svolgendo un servizio antispaccio a Villorba. Forse abbiamo già anche qualche immagine, se la regia può fare vedere. Si tratta di due giovani poco più che ventenni, sequestrati complessivamente 6 grammi di cocaina, circa 20 grammi di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per i due coetanei scatta una denuncia all'autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E invece ad Abano Terme sono stati trovati lavoratori in nero, maxi multa all'albergo. Erano al lavoro, ma senza un regolare contratto, le 3 persone scoperte in un albergo di Abano Terme nel corso della vasta operazione di controllo dei carabinieri della compagnia, affiancati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei NAS di Padova. Per la struttura ricettiva è scattata una maxi multa di oltre 14.000 euro per somma di diverse sanzioni, dato che i militari del nucleo antisofisticazione hanno anche riscontrato assenza di prescritte condizioni igieniche nelle cucine. I carabinieri hanno fatto una serie di verifiche nei parchi cittadini e controllato 83 persone e 58 mezzi. Prima della pubblicità abbiamo sentito il sindaco di Venezia, Brugnaro, parlare del degrado, dei problemi di sicurezza, di decoro anche della città e di Mestre. La politica, quella che andrà a rappresentare poi la politica nazionale, ha annunciato che si occuperà di questo problema. Siamo fortunati ad avere una leader, Giorgia Meloni, che appartiene al mio stesso partito, con la quale ho un rapporto anche personale e che sono sicuro permetterà a Venezia di avere quel peso politico all'interno del governo e all'interno del Parlamento che merita. Forte di 25 anni di esperienza a livello amministrativo, il neosenatore di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon, assicura che anche dal Parlamento sarà sempre disponibile all'ascolto di richieste e proposte che arriveranno dal territorio. Laguna ed entroterra veneziani sono territori complessi che vivono problemi comuni come l'impennata dei costi dell'energia e problemi peculiari. A Mestre, ad esempio, una diffusione degli stupefacenti che pone la città tra le capitali dello spaccio in Italia. Noi crediamo che l'immigrazione sia una risorsa importante per l'Italia, però l'immigrazione regolare, l'immigrazione fatta da quelle persone che possono inserirsi nel nostro tessuto socio-economico, produttivo. Non ci piace l'immigrazione che abbiamo visto in questi anni, che è un'immigrazione che permette di guadagnarci solo gli sfruttatori, la mafia, tutti coloro i quali traggono vantaggio da un numero impressionante di clandestini. Dovremmo eliminarlo il numero di clandestini che entrano in Italia, facendo dei patti con i paesi dai quali
questi clandestini arrivano. C'è però anche un altro campo nel quale intervenire ed è quello della giustizia. Noi abbiamo troppi spacciatori che sono stati già fermati in più di un'occasione, che invece di essere nelle patrie galere circolano liberamente, e questa certezza dell'impunità deve trasformarsi invece in una certezza della pena, e quindi anche una riforma della giustizia che dia la giusta punizione a chi crea il degrado nei nostri territori, fa violenze, ruba. Sono in arrivo e sono già arrivate in alcune zone le ordinanze che limitano il traffico per andare a incidere sulla qualità dell'aria della pianura padana, delle nostre città. In alcune città però è già polemica. L'accordo sui provvedimenti anti-smog è fra le regioni del nord Italia, dopo una procedura di infrazione e poi di condanna da parte dell'Unione Europea, perché le politiche per combattere l'inquinamento dai primi anni 2000 non sono efficaci, dimostrate da alcuni studi scientifici anche 80.000 morti premature all'anno. La Giunta Giordani sottolinea che con queste ordinanze di limitazione del traffico i risultati invece ci sono e si sta riducendo sia il PM10 che il PM2,5. È normale che quando qualcuno ha un mezzo a disposizione e non può girare non sia contento. Questo è comprensibile, però è anche importante cercare di migliorare la qualità dell'aria. Quello che tengo a ribadire, che non tutti sanno, è che si parla sempre di emergenza smog, ma in realtà le politiche prese negli ultimi anni hanno portato a una riduzione dello smog. L'emergenza rimane sugli sforamenti, sui picchi, per i giorni nei quali il livello di inquinamento è molto alto. Qui si combatte, anzi si deve combattere uniti. Il Comune di Padova e quelli con Termini devono aderire insieme, con decisioni anche impopolari ma necessarie. Certo, serve un ragionamento d'insieme. Ad esempio noi chiediamo sempre che la Regione Veneto ci dia una mano per il trasporto pubblico, perché i potenziali del trasporto pubblico sono risorse che i comuni non hanno. Su questo purtroppo non abbiamo aiuto da parte della Regione, ci viene data, da scrivere un'ordinanza che vieta, però dall'altra parte servirebbe anche delle politiche da una parte di disincentivo e dall'altra di incentivo. Infine da registrare la contrarietà di alcuni comuni della cintura urbana di Padova alle domeniche ecologiche. Servono a poco, sostiene qualche sindaco, se non sono adottate nello stesso modo da tutti. Di per sé non serve a molto, non andiamo a risolvere il problema con la domenica ecologica. Sono comunque previste e le realizziamo anche per un fine educativo. C'è da dire che le domeniche ecologiche sono un conto, ma le limitazioni sono previste tutto l'anno, anzi arrivano addirittura a fine aprile, quando il problema dello smog invernale di fatto è andato un po' a scemare. Le ordinanze potrebbero avere delle ricadute negative anche per gli anziani, anche per il trasporto di persone che hanno qualche problema motorio. Vediamo. Facciamo circa 1 milione di chilometri all'anno. Lei pensi partire da Cavarzere, venire all'Angelo, partire da San Michele al Tagliamento, dover venire all'Angelo, dover andare, li portano a Rovigo. Questi in genere sono tutti anziani che sono soli, che non hanno la possibilità di guidare, non hanno nemmeno la capacità di guidare e non hanno familiari che li possano accompagnare. La Presidente dell'Auser è preoccupata perché con il divieto di circolazione dei mezzi Euro 4 da sabato 1 ottobre circa 80.000 anziani del territorio che i volontari aiutano in media in un anno rischiano di non potersi più recare all'ospedale per visite, terapie o controlli. La maggior parte dei nostri mezzi, attrezzati e non, sono Euro 4. Noi con questi mezzi, una quarantina in tutta la provincia, trasportiamo la parte più fragile della nostra comunità. Sono tutte persone che dalla loro abitazione vengono trasportate verso l'ospedale, verso il medico, sono ragazzi disabili che da casa vengono accompagnati a scuola e poi vengono ripresi e riportati a casa, e adesso col 1 di ottobre ci troveremo a doverli lasciarli a piedi. Qui si rischia di rimanere a terra, non noi, ma chi ne ha bisogno, l'ultimo
l'ultimo della terra, quello che ha necessità di muoversi e che non ha mezzi. Nonostante gli appelli, da Roma non è stata autorizzata alcuna sospensione, quindi i mezzi Euro 4 non potranno circolare nemmeno in buone condizioni ambientali. So che c'è un accordo Regione-Stato dal 2013, poi è stato rivisitato nel 2017 per l'abbattimento delle polveri sottili, però siamo anche in un momento molto critico e di difficoltà per i nostri concittadini, perché così adesso come adesso significa fermare l'80% dei trasporti sociali. Ora noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in onda fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi per raccontarvi quello che sta succedendo in Veneto. Restiamo in ambito ambientale, vediamo una protesta nella Marca trevigiana per il taglio di alberi. Cosa prova davanti a queste immagini? Cosa posso dirle? Disperazione. Quello che la signora Adriana non voleva avvenisse alla fine si è compiuto. Gli alberi di una porzione della sua proprietà, circa 180 metri quadrati, sono stati tagliati per consentire la realizzazione della nuova rotatoria tra via Brigata Marche, via Fiume Melma e via Salvo d'Acquisto alle porte di Carbonera. Lei aveva detto che si sarebbe arrampicata sugli alberi per non farglieli tagliare. E le avrei fatto? Ancora a 82 anni ci riesco ad andare in cima. Purtroppo il terreno è già di proprietà del comune, quindi non lo posso fare. Adriana ha rifiutato anche l'indennizzo che le veniva offerto per l'esproprio e la questione sarà ora esaminata dalla commissione provinciale. Nel frattempo alberi e cespugli più giovani sono stati rimossi per primi, poi il confronto con il comune è passato su un cedro di almeno 60 anni di età a ridosso della nuova opera e che per questo potrebbe soffrirne col rischio di diventare un pericolo. A batterlo o meno per risolvere questa e altre questioni è arrivata sul posto anche la sindaca Federica Ortolan. Per cercare di minimizzare quello che è il taglio. Appunto si sta verificando se è necessario tagliare oppure no un ulteriore albero, ma questa sarà una decisione appunto che spetta alla proprietà, essendo appunto dentro fuori dall'area da espropriare. È sempre un intervento che si fa a malincuore. È sicuramente un intervento che si fa a malincuore. Si è cercato comunque di minimizzare l'esproprio, quindi anche il taglio degli alberi. Ricordo per esempio che dall'altra parte della strada i salici piangenti verranno comunque tutti quanti salvaguardati, proprio perché è stato ridotto la circonferenza della rotonda. Alla fine l'albero è rimasto al suo posto e il comune ha ribadito l'impegno a non danneggiarlo in fase di lavori. Dall'ambiente alla salute, alla sanità il passo è molto breve. Cambiano, non di molto, ma cambiano comunque alcune regole per l'uso della mascherina. Da qui in avanti siamo andati a sentire che cosa ne pensano i bassanesi. Penso che sui mezzi pubblici sarebbe prudente indossarli, almeno nelle ore di punta, poi ognuno sceglie quel che vuole. Per quanto riguarda invece ospedali e RSA? Nell'RSA penso che sia veramente difficile per gli ospiti stare imbavagliati tutto il giorno. Io non le metterei. Togliere completamente mascherine no. In certe situazioni è importante tenerle ancora. Tipo? Dove? Per dirti il pullman, cioè quando si va via in gruppo, ospedali ovviamente di più. La mascherina protegge sicuramente dal virus e portarla nei luoghi molto affollati credo sia una cosa importante lo stesso, anche se non c'è l'obbligo. Sta al buon senso delle persone poi agire in base a quello che credono, a quello che pensano. Preferirei non averle mai, non solo sui mezzi di trasporto, né in autunno, né in inverno, né in primavera. Io sto bene senza, per fortuna. Per me va bene perché l'obbligo della mascherina mi disturbava tanto. Lei non la usa più? Adesso no, solo se vado in ospedale dove necessita, altrimenti no. Nei luoghi chiusi così sarebbe importante tenerla, però voglio dire all'aperto insomma penso che sia ormai nei necessario. mercati magari meglio metterla, nei mercati anche secondo me.
e anche nei pubblici e anche non so, se vai in farmacia, se vai all'ospedale. Per me va bene ancora la mascherina. Avete sentito, molte persone dicono che la mascherina va portata ancora, e quindi andiamo a vedere quelli che sono i dati relativi all'emergenza Covid in questo momento, perché sono arrivati questa mattina dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Sono 4.819 le nuove positività riscontrate con i tamponi di ieri, che portano il totale dei casi attualmente positivi in Veneto a 49.536. Sono numeri decisamente bassissimi rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi anni, ma secondo qualcuno, secondo alcuni dati, ci sarebbe una flessione verso l'alto. C'è da dire che ci sono dall'inizio dell'emergenza 2.276.414 persone che sono risultate positive al Covid in Veneto. Andiamo a vedere la situazione degli ospedali per capire la piega che sta prendendo in questo inizio d'autunno la situazione del Covid. Abbiamo 578 persone ricoverate in area non critica, di cui 358 che sono ancora positive, 25 persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 15 che sono ancora positive e 10 che si sono negativizzate. La differenza rispetto a ieri è di 26 unità, quindi più 26 per quanto riguarda l'area non critica, più 2 per quanto riguarda la terapia intensiva, una flessione verso l'alto comunque contenuta, ma qualcosa purtroppo pare si stia muovendo. Sono da segnalare anche 3 decessi. Questo per quanto concerne l'emergenza Covid. Adesso cambiamo decisamente argomento, andiamo alla politica. Una specie di terremoto è arrivato con i risultati delle politiche del 25 settembre. Si va verso i congressi della Lega. Andiamo a vedere la situazione a Padova. Dal 34% delle politiche 2018 all'8% della votazione di domenica, con una Lega che va bene solo in alcuni comuni, nonostante l'ottimo risultato nei collegi uninominali dei candidati padovani, sostenuti nella corsa dall'entusiasmante risultato di Fratelli d'Italia. Ed è proprio un timore di sudditanza nei confronti del partito di Giorgia Meloni che muove gli amministratori locali delusi dalle prime risposte date dai vertici, a partire da quello scontro nello studio del direttore Luigi Bacialli tra Massimo Bitonci e Gianantonio D'Arè. Hai sbagliato da mesi, perché se era qualcosa da dire tiravi sul telefono. Sì, ma il telefono ce l'hai anche tu e ce l'avete anche voi. Ce l'avete anche voi il telefono. Per dire, voi non avete il telefono. Un buon risultato del partito anche a livello nazionale garantisce continuità per gli amministratori, rintuzza Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana. Il tema è quello di garantire il consenso e di non fare errori che dopo vanno a danneggiare gli amministratori. Domani, fra 4 anni, chi ti dice perché devi farlo te, Marcello Bano, il sindaco di Noventa? Ma ho lavorato bene, penso che sia riconosciuto. Ah no, ma c'è Fratelli d'Italia, scusami, noi abbiamo la maggioranza relativa. Cioè, è questo il problema. Il peso adesso del partito mette tutti in difficoltà, mette tutti in discussione. Non si può derubricare, abbiamo 100 parlamentari. Vabbè, ma se perdo la regione, a me cosa me ne frega di avere 100 parlamentari a Roma? Se perdo la regione, se perdo casa mia, non mi interessa niente. Allora da là bisogna ripartire. E in città la Lega si prepara al congresso, dove sarà scelto chi succederà alla guida del partito dopo Massimo Bitonci. Se in pole position ci sarebbe Federica Pietrogrande, ex presidente del Consiglio Comunale della Giunta Bitonci, le ali che in questi mesi non hanno mancato di far sentire il loro dissenso potrebbero invocare figure più rappresentative e riconosciute come Wanda Pellizzari, che nonostante le oltre 300 preferenze personali ottenute alle comunali siede fuori dal Consiglio di Palazzo Moroni dopo le elezioni di giugno, così come Alain Luciani. Pare che si facciano questi congressi a Padova, tra i tanti nomi che emergono c'è anche il suo. Lei sarebbe pronta a prendersi sulle spalle la Lega di Padova? Se il mio partito me lo chiedesse sarei onorata.
Sono convinta però, e lo dichiaro, che accetterei la mia nomina solamente se la mia appunto candidatura fosse condivisa da tutti. Adesso se vogliamo rialzarci con onore, lo dobbiamo fare con forza e presto, senza perdere tempo, e secondo me il metodo migliore è fare questi benedetti congressi che attendiamo da anni. In questi congressi sarà doveroso ascoltare tutti i militanti, soprattutto quelli che sono sempre sulla strada, quelli che sono sempre a contatto col territorio, che ne conoscono le problematiche, che possono dire la loro. Questo per quanto concerne la posizione della Lega, ma per un partito, quello del Carroccio, che scende nelle preferenze dei veneti in questo momento con i dati delle politiche piuttosto impietosi, ce n'è uno che cresce e che comincia a chiedere più peso. Questo accade ad esempio a Bassano del Grappa. Fratelli coltelli? No, semplicemente Fratelli d'Italia, che sono diventati fratelli maggiori dopo la tornata elettorale. Un exploit che ha fatto crescere il partito di Giorgia Meloni al punto da aver più che doppiato la Lega. A Bassano nel 2019 il centrodestra candidava sindaco Elena Pavan e il Carroccio viaggiava quasi al 30%. A distanza di 3 anni il tracollo con il 12% raccolto domenica scorsa. Fratelli d'Italia invece ha fatto il pienone con quasi il 28% e adesso il peso politico e gli equilibri in maggioranza a Bassano sono tutti da ridiscutere. Insomma, non ci sono più fratellini a casa, come dichiara il consigliere comunale Gianluca Pietrosante. Ho fiducia negli amici leghisti bassanesi che prendano atto, insomma, il mio partito si ricorda certe dichiarazioni, ecco, sul vento e la scia di Salvini, nessuno se le dimentica, ecco, non teniamo astio, non teniamo rancore, però adesso Fratelli d'Italia si farà valere anche a Bassano, soprattutto per quanto riguarda il tavolo delle trattative. Non accettiamo più imposizioni, così come Fratelli d'Italia, ma come l'intera coalizione di centrodestra, non accettiamo più, insomma, anche un certo tipo di arroganza, ecco, che c'è stata nel 2019, ecco. Dunque, Fratelli d'Italia ha intenzione di battere cassa in via Matteotti, magari chiedendo che sia un loro esponente a prendere il posto di Elena Pavan come futuro sindaco di Bassano? È ancora presto per parlarne, certo, nulla è scontato dall'altra parte, si faranno le valutazioni del caso. Tanto per essere chiari, ecco cosa risponde il consigliere comunale di maggioranza alla domanda se Fratelli d'Italia chiederà all'amministrazione Pavan più peso politico. Beh, ma questo è chiaro, ma non lo chiediamo noi, lo chiedono i cittadini. Cioè, i risultati sono stati talmente schiaccianti che abbiamo più che doppiato la Lega. Pietrosante sottolinea come ogni decisione sarà concordata insieme a Nicola Giangregorio, portavoce locale, e il segretario provinciale Mattia Ierardi. Ma il dado è tratto, o meglio il voto è dato, e adesso si aprono le danze su una pista quanto mai scivolosa. Ogni riferimento all'uscita di Marin non è casuale. E la sanità sarà ancora una volta decisiva per la politica di Bassano, lo hanno detto i cittadini alle urne, lo ribadisce anche Pietrosante. Fratelli d'Italia vuole fare assolutamente da contraltare, insomma, a questa, diciamo, ormai favola, tra virgolette, dell'eccellenza della sanità veneta, perché, insomma, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, ecco. Nel frattempo, chi è stato riconfermato in Parlamento traccia la rotta dei prossimi anni. Torna in Parlamento per difendere i diritti dei cittadini a partire dal testo del DDL Zan affossato nella scorsa legislatura il deputato padovano del Partito Democratico Alessandro Zan, che così si pone nei confronti della maggioranza di centrodestra a trazione Fratelli d'Italia. Noi faremo opposizione a questa maggioranza e lo faremo con severità ma anche in modo costruttivo quando ci saranno le occasioni per collaborare. Temo però che dagli annunci che ci sono stati questa destra cercherà di limitare i diritti delle persone, in particolar modo i diritti delle donne già faticosamente conquistati in questo paese, ed è per questo che noi non faremo nessuno sconto, anzi saremo pronti a protestare, a fare una dura opposizione per evitare che questo paese torni nel Medioevo. Un dato migliore è quello veneto per i Dem rispetto al resto d'Italia. È oggi il secondo partito in Veneto, terzo è la Lega che ha subito un crollo nella sua regione d'origine e questo sta a dimostrare
che il Partito Democratico comunque ha una forza e una sua credibilità in questa regione. È molto più forte nei centri urbani che non nella provincia, e questo ci deve interrogare a lavorare molto di più in quelle zone che probabilmente hanno più bisogno di risposte, hanno più bisogno di vicinanza. A marzo il congresso, prima che di leadership, secondo Zan, si torni a parlare con i cittadini e con i territori. Noi siamo l'unico partito che dopo il risultato elettorale ha fatto una vera e propria autocritica e ha messo in discussione se stesso. Vedo che la Lega, che ha avuto un crollo, dice tutto bene Madama la Marchesa, e questo secondo me è un po' anche un insulto nei confronti degli elettori che ti hanno dato una chiara lezione, ed è su questo che poi devi ripartire. Noi come Partito Democratico abbiamo il diritto, il dovere anche e soprattutto di cominciare una riflessione parlando appunto di temi, parlando di politica, parlando di contenuti, per poi arrivare ad una leadership. Avete sentito, il PD, dicono i suoi esponenti, sta facendo autocritica. C'è qualche parlamentare uscente che chiede appunto che ci si incontri, che ci si trovi per una nuova fase. Serve una vera e propria fase costituente, aperta non solo agli iscritti, devono partecipare i rappresentanti delle associazioni, dei partiti che abbiamo accolto nella nostra coalizione e nelle nostre liste, e poi penso anche alle personalità. Nel Veneto penso a una personalità come Massimo Cacciari non può non essere invitata e coinvolta in modo attivo alla nostra fase costituente, a Renzo Uolo, a Ilvo Diamanti, a tante personalità che sono presenti nel nostro territorio. Altro che congresso. Secondo l'oramai ex deputato Nicola Pellicani, dopo il risultato elettorale del 25 settembre, il Partito Democratico deve aprire una vera fase costituente. Non basta cambiare il segretario nazionale, bisogna rifondare un partito che negli ultimi anni sta rischiando di perdere persino la propria identità. Lo dico da quando mi sono iscritto, bisogna farla finita con le correnti. Le correnti, le politiche del caminetto sono la rovina del PD che ha governato il partito in questi 10 anni. 10 anni in cui si è pensato sempre ad andare al governo, con responsabilità certo, a farsi carico dei problemi del Paese, ma non a capire qual è l'identità e qual è il profilo del Partito Democratico. Io credo che non basti un semplice congresso. Senza alleanze, con candidati che perlomeno in Veneto avevano in alcuni casi poca attinenza col territorio e col risultato politico di aver consegnato non al centrodestra ma alla destra la guida del Paese, secondo Pellicani valgono poco anche i calcoli di chi ha conteggiato che tra l'elettorato del Comune di Venezia il cosiddetto Campolargo sia maggioranza, perché in fondo la realtà anche a Venezia rimane una. Per la prima volta i post-fascisti sono il primo partito della città. Su questo dovremmo forse interrogarci se vogliamo ripartire. Quindi io invito anche tutti i dirigenti a non giocare con i numeri nella lettura del voto, ma a porsi il problema di come ripartire, perché altrimenti se proseguiamo con la solita politica dei capicorrente, dei caminetti, alla fine sarà veramente il capolinea del partito. Chiudiamo anche la pagina politica, andiamo a vedere una situazione che si è creata, che si sta creando nel Bassanese, dove uno sportello molto utile, molto vicino ai cittadini rischia di essere chiuso perché è finito l'affitto, è finito il periodo in cui si era concordata la presenza di questa struttura per i cittadini in un locale comunale, e insomma pare che le parti non siano proprio vicine in questo momento. Il comune di Cassola, dove noi abbiamo la convenzione, ci ha dato il ben servito, tra virgolette, nel senso che hanno revocato la concessione e ci hanno chiesto di lasciare i locali. Ed è così che dopo 17 anni è costretto a chiudere lo sportello dell'Unione Nazionale Consumatori di San Zeno di Cassola, un punto di riferimento e supporto per i cittadini del Bassanese. Noi avevamo chiesto una proroga, la proroga ci è stata data, però il comune è intenzionato a mandarci via. Sfratto che diventerà operativo dal prossimo 31 gennaio e che vedrà chiudere lo sportello, ormai supporto a numerose famiglie del territorio. Noi facciamo un servizio pubblico di tipo prettamente sociale. A noi si rivolgono i cittadini che hanno i problemi delle bollette, luce, acqua e gas. Noi ci auguriamo che il comune cambi idea. E se il comune di Cassola non valutasse un dietrofront, l'associazione non intende comunque arrendersi. Eventualmente noi stiamo valutando anche attraverso i nostri legali
di valutare di impugnare gli atti non appena saranno portati all'autorità giudiziaria. Ne riparliamo nel TG Bassano di questa sera, perché siamo andati a cercare di capire che cosa sta succedendo. Ci sono anche delle novità. Cambiamo ancora argomento, parliamo di donne e giovani per l'impresa del futuro. Vogliamo sviluppare un percorso che sia un percorso molto concreto e che dia la possibilità, secondo noi, in un modello innovativo di rapporti anche con le istituzioni e con le imprese. Calare nel concreto iniziative rispetto a tematiche quanto mai d'attualità per le imprese, sostenibilità, formazione e innovazione. Appia CNA di Belluno, con il sostegno della Camera di Commercio di Belluno Treviso, mette sul tavolo un progetto articolato in 3 momenti di incontro e confronto. Non sarà la solita filosofia spicciola, mette le mani avanti il direttore Cristian Sacchette. Dobbiamo essere assolutamente pragmatici, vogliamo essere assolutamente pragmatici e dare risposte alle aziende concrete. Abbiamo bisogno di farlo però con un supporto accademico. Saranno le università di Padova e di Venezia a interagire con i partecipanti, che potranno misurarsi con l'esperienza seminariale e di laboratorio. L'accesso alle date del 4 ottobre, 8 novembre e 2 dicembre è gratuito. Il progetto, denominato Evolution, si rivolge principalmente alle donne e ai giovani. Per quanto riguarda le donne, ragionare su modelli organizzativi che riescano a collimare il tempo casa-lavoro. Sui giovani in particolar modo ci concentriamo, perché è sempre più difficile trovare giovani che si affacciano al mondo dell'artigianato, probabilmente anche per un retaggio culturale che dobbiamo andare a scardinare. Ora andiamo a Vicenza, dove c'è stata una vera e propria task force internazionale. Task Force internazionale per la tutela dell'ambiente riunita a Vicenza. I principali esperti delle organizzazioni internazionali, dalle Nazioni Unite all'Unione Europea, dalla NATO all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, per un confronto sulla gestione ambientale nelle operazioni di pace. Dalle migliori pratiche attuate sia per la protezione dell'ambiente in generale, in senso lato, ma soprattutto con un particolare riferimento alle situazioni di post-conflitto, quando le organizzazioni internazionali intervengono per ricostruire il tessuto organizzativo nazionale e le istituzioni. In questo contesto è fondamentale il ruolo che viene giocato dalla Polizia Internazionale, che viene qui addestrata a Vicenza al COESPU per partecipare appunto alle missioni di pace. E proprio la caserma Chinotto di Vicenza è punto di riferimento internazionale per l'addestramento. Da questo centro sono passati oltre 13.000 frequentatori provenienti da 128 paesi del mondo, 128 diverse polizie e gendarmerie che sono transitate da qui per ottenere un addestramento nel servizio di polizia nel corso delle missioni di pace. Conferenza promossa congiuntamente dal COESPU e dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma. Ha trattato temi specifici e di stringente attualità, come le ripercussioni socio-economiche dei danni ambientali nelle missioni di pace, l'interconnessione tra gestione delle foreste, l'effetto serra e i conflitti e infine lo sviluppo delle capacità istituzionali nella gestione ambientale nell'ambito delle crisi internazionali. Passiamo alla cultura con un festival organistico. 8 serate in altrettante chiese del territorio per far suonare i più importanti organi storici della zona. È il primo festival organistico del Pedemonte e del Canal di Brenta, promosso dall'Associazione Amici degli Archivi di Vicenza e Bassano. Sul territorio ci sono molti organi storici di grande valore che hanno bisogno di essere conosciuti e quindi valorizzati attraverso la conoscenza e ai fini anche poi di una buona gestione loro. No? Ecco, quindi il nostro scopo è questo, far conoscere la gente, coinvolgere i tenutari di questi organi in una prospettiva e un progetto di valorizzazione e conservazione degli stessi. Il via il 1° ottobre con la prima serata nella pieve di Santa Maria in Colle. Il festival toccherà poi la pedemontana trevigiana con Sant'Eulalia il 22 ottobre, quindi Casoni di Mussolente, Campolongo, San Giacomo, Semonzo, per terminare domenica 18 dicembre nella chiesa di Sant'Eusebio.
8 concerti quest'anno, 8 chiese significa 8 organi, insieme ad altri strumenti, ma il prossimo anno potranno essere anche di più. Chiudiamo con il saluto dell'Università di Padova, un luminare dello studio della lingua italiana che va in pensione. Accademico della Crusca, appassionato linguista, studioso del linguaggio dei giovani, dell'uso dell'italiano contemporaneo e dei dialetti. L'identikit è chiaro, parliamo del professor Michele Cortelazzo, che conclude la sua carriera di docente universitario andando in pensione a 70 anni esatti. Resteranno tutte le sue pubblicazioni e i ricordi personali di oltre 10.000 studenti che hanno seguito i suoi corsi a Padova, ma per un paio d'anni anche a Trieste, a partire dal 1976. Invece di un'ultima lezione, il professore ha scelto un convegno organizzato proprio dai suoi studenti. Quanto è cambiata la lingua in questi anni? Ma meno di quello che si crede. Certo, diciamo, quello che è cambiato soprattutto rispetto per esempio a quando io ho iniziato a lavorare nel 1976 è che l'italiano si è diffuso in un numero molto elevato di persone, cioè oggi le persone che parlano italiano o anche italiano sono molte di più di quanto erano nel 76. E del dialetto cosa si può dire? Beh, il dialetto... Diciamo, in Italia i dialetti procedono a macchia di leopardo. Noi siamo in una regione nel quale il dialetto è ancora molto vitale, parlato da molti e può essere parlato anche in situazioni formali. A spanne quanti studenti ha avuto, professore? Ma allora, prima ho fatto il conto che negli ultimi anni sono stati 500 all'anno, quindi da quando sono tornato da Trieste, io ho fatto una pausa negli anni 90 a Trieste, più di 10.000. Un consiglio ai ragazzi che fanno questo tipo di studi? Allora, un po' che sono dei masochisti, perché sapendo quali sono le possibilità di sbocco occupazionale di altri settori, è chiaro che vengono nella zona più povera, diciamo, ma quella culturalmente più ricca. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi ringraziamo Alessandro Costaturta e Renzo Rigon per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le notizie dal Veneto, ringraziamo voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento a TG Bassano e a TG Vicenza di questa sera e vi auguriamo un buon pomeriggio.